I tre trevigiani, fermati dalla polizia e accusati a vario titolo di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e danneggiamento, ora sono stati raggiunti anche dal DASPO. Si tratta dei tre ultras identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza ed arrestati subito dopo il derby Treviso-Mestre. I provvedimenti di prevenzione sono stati adottati nei confronti di un cittadino trevigiano di 56 anni, già daspato dal questore di Treviso nel 2022, nei confronti di un ultras di 25 anni, anch'egli sottoposto a provvedimento di DASPO adottato dal questore di Venezia nel 2023, ed infine nei confronti di un tifoso trevigiano di 60 anni, anch'egli già daspato dal questore di Treviso nel 2022. Quest'ultimo, in particolare, è ritenuto il presunto responsabile del lancio di una bottiglia di vetro con la quale è stato infranto il finestrino in cui viaggiavano gli ultras mestrini. I DASPO avranno una durata di 10 anni e si accompagneranno alla prescrizione di presentarsi presso gli uffici di polizia nelle giornate interessate dalle competizioni sportive per la durata di 5 anni in relazione agli ultras di 56-60 anni e per la durata di 10 anni in relazione al tifoso 25enne.